Gli applausi dei fan, un rientro da star per Marcel Jacobs, il velocista del gruppo sportivo delle Fiamme Oro di Padova, doppio oro olimpico alle Olimpiadi di Tokyo. Nelle immagini postate sui siti ufficiali della Polizia di Stato, ecco i primi istanti subito dopo essere sceso dall'aereo a Fiumicino. È qualcosa di veramente fantastico. Una dedica particolare che ti senti di fare in questo momento così a caldo? Sicuramente ci sono tantissime persone a cui devo ringraziare. In primis bisogna partire dalle Fiamme Oro perché sono stati i primi a credere in me dal 2013 ad oggi. È stato un percorso veramente in questi 8 anni veramente lungo, in cui ci sono stati veramente tanti sacrifici, tante delusioni, tante batoste prese, ma ora possiamo essere qua da campioni olimpici. Le due imprese di Marcel, prima nei 100 metri e poi nella staffetta a 4, sono ormai nella storia, ma la persona con cui per primo l'atleta condivide l'oro è il figlioletto che lo attende tra i fan. Poi l'abbraccia alla compagna Nicole e alla mamma Viviana. In serata già le prime riunioni con gli allenatori delle Fiamme Oro e presto l'atleta della Polizia di Stato potrebbe essere in visita a Padova insieme al compagno di squadra Gianmarco Tamberi. Sì, per tutto quello che ci hai regalato.